Hey, this one's for you. Hey, baby, you know that I love you, but I just can't forgive you. You hurt and you cheat and you lie. You're making me cry. Allo Sporting Club Noale l'offerta per i futuri nascituri e per i neonati alle prime armi con l'acqua è piuttosto articolata. Parliamo allora delle attività che si possono svolgere dalla gestazione fino a quando il bambino frequenta la scuola materna. Partiamo con il corso delle gestanti che inizia più o meno al terzo mese di gravidanza fino alla fine. E poi c'è il corso baby che comincia dai bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni, che sono corsi dove naturalmente il neonato e il bambino entra in acqua o con il papà o con la mamma. E poi c'è il corso mini che parte invece dai 3 anni e mezzo ed è la fascia della scuola materna. Le esperienze ed il passaparola sono sempre ottimi veicoli di comunicazione. Ecco cosa dicono le future mamme del corso frequentato da gestanti. Il corso ho cominciato a frequentarlo da 3 mesi, dall'inizio anno più o meno, e sono ormai all'8° mese, quindi manca ben poco e mi trovo veramente bene. In acqua si sta bene quando si è gonfi. E dopo aver partorito, spesso e volentieri le mamme tornano in piscina con il neonato, ma anche con il papà. Ho cominciato a fare i corsi qui in acqua quando ero incinta, verso l'8° mese, un po' tardi, però provavo un bel sollievo anche perché in acqua ci si sente proprio leggeri e insomma si stava bene insomma. E poi abbiamo ricominciato al 6° mese anche perché era un po' freddino in gennaio e vedo che Giovanni gli piace, sta bene, poi ogni volta che lo porto dorme, poi sta proprio bene insomma. Poi è bello perché socializza con gli altri bimbi. Per la prima volta, la prima lezione l'abbiamo fatta assieme, poi ho lasciato che la mamma proseguisse il percorso e adesso mi ritrovo qui col bimbo a 8 mesi e mezzo, è una grossa soddisfazione. Probabilmente i più preoccupati, almeno la prima volta, all'interno di un corso per neonati, sono i genitori. I bambini non provano assolutamente alcun fastidio nello stare all'interno di un ambiente, l'acqua, che ben conoscono. Sicuramente è molto importante avvicinare il bimbo all'ambiente acqua quando è ancora molto piccolo perché i bimbi da pochi mesi non hanno nessun tipo di paura o di rifiuto verso questo elemento, anzi è proprio un elemento che a loro è molto congeniale perché appunto dove si sono sviluppati per 9 mesi e quindi è un ambiente per loro molto confortevole. Questo tipo di corsi sono finalizzati a far prendere confidenza con l'acqua, in modo che il bambino cresca all'interno di un ambiente che gli è familiare. È un'attività che soprattutto ha l'obiettivo di far amare l'acqua ai bambini. Quindi il bambino già è predisposto naturalmente a questa cosa, appena si immerge in acqua sgambetta, ha voglia di sperimentarsi, ha voglia di giocare. Abbiamo la musica, tanti giochi, variamo anche con gli oggetti galleggianti e tutto questo sono stimoli per lo sviluppo motorio e anche emozionale del bambino. Il ruolo dell'istruttore di questi bambini è molto delicato, ecco perché a Noale si seguono particolari corsi e si preparano gli istruttori sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Tutti noi qui cerchiamo appunto di essere amici e maestri e abbiamo fatto dei corsi specializzati per svolgere questa attività, in quanto appunto è molto importante riuscire a capire cosa vuole il bambino. Perché ovviamente non vengono qui per imparare a nuotare, ma vengono qui più che altro per divertirsi. You know that I love you, but I just can't forgive you. You hurt and you cheat and you lie. You're making me